Il Veneto deve ripartire dalle proprie imprese, un'affermazione che si sente spesso durante questa campagna elettorale. Le stesse imprese che furono artefici del boom economico devono ora essere protagoniste della ripresa. Ma come? È chiaro che nel nostro caso ci si rivolge a quel fitto tessuto di piccole e medie imprese che compongono il grosso del tessuto produttivo. All'Apindustria provinciale sono reduci da una serie di incontri tra Vicenza e Bassano con i candidati alla presidenza regionale, proprio per esporre alla politica le esigenze di una classe imprenditoriale in cerca di rilancio. Dal 1 di giugno o facciamo dal 2 di giugno, quindi subito dopo le elezioni, quale dovrebbe essere il primo atto del nuovo presidente della regione Veneto? Qual è il primo atto che chiedete al nuovo presidente della regione? Per quanto riguarda il mondo delle imprese, noi gli chiediamo di prendere in mano veramente il tema del tema finanza, perché le nostre imprese oggi hanno assolutamente bisogno di avere un supporto in quel senso, perché le banche è ormai palese che non sono più in grado di supportare le aziende come facevano prima, e secondo noi serve veramente una mediazione forte da parte della Regione. Supporto finanziario, accesso a fondi europei, carenze infrastrutturali e tanti altri piccoli e grandi problemi ai quali i politici devono saper offrire risposte convincenti, tanto che ad Apindustria rispetto alle precedenti elezioni hanno cambiato la formula degli incontri. In altre occasioni abbiamo usato la tecnica del confronto, però di fatto esce una cosa, diciamo, abbastanza interessante dal punto di vista mediatico, però veramente in quelle occasioni lì un messaggio preciso, concreto non si riesce a portarlo. Le risposte questa volta sono arrivate convincenti, ma ora gli imprenditori aspettano il nuovo Consiglio regionale alla prova dei fatti.